Buongiorno a tutti amici di Ferro Team, come state? Vi siamo mancati? È iniziata ufficialmente la bella stagione, come potete vedere siamo baciati dal sole. E cosa inizia con la bella stagione? Ovviamente iniziano tutte le feste e oggi infatti siamo qui, sempre organizzata dal grandissimo Vanni Berna, lo stesso di Bollicine in Villa e la festa del vino, al Venice Wine Festival qui al Forte Marghera per il secondo anno consecutivo. Porta sempre lo stesso concept, quindi andare a far scoprire le parti del vino, tutto comunque anche la gastronomia, perché ricordiamo che quando lui crea questi eventi c'è sia tutto quello che è la bollicina, tutto quello che è il vino, tutte quelle che sono le cantine, ma anche tutte le varie abbinabilità. Quindi possiamo definirla come gastronomia, possiamo definirla come cioccolateria, come tartufi, abbiamo veramente di tutto e di più. Qua rispetto a dove siamo abituati di solito lo spazio è un po' più ristretto, ma posso assicurarvi che comunque è riuscito a portare la stessa identica qualità. Ovviamente vogliamo allargarci, vogliamo espanderci e vogliamo avere sempre più posti dove poter portare questa prelibatezza e questo amore per il vino, anche perché noi siamo veneti, siamo in Veneto e siamo proprio la patria del vino e delle bollicine. Ma adesso io direi che andiamo a cercare Vanni, perché tutto questo, secondo me, come lo spiega lui, non lo spiega nessuno. Quindi seguitemi e andiamo a cercarlo. E eccoci, l'abbiamo beccato, Vanni, l'imbeccabile quando ci sono queste manifestazioni. Adesso vogliamo parlare un po' con te. Questo ormai è il secondo anno consecutivo che siamo riusciti a portare il tuo progetto anche qui al Forte Marghera. Adesso noi siamo proprio all'inizio, dobbiamo ancora aprire, infatti noi siamo voluti venire presto per goderci anche tutto quello che è, anche per poter far vedere anche senza pubblico, poi anche con il pubblico. Ma come te l'aspetti quest'anno? Quanti espositori in più hai avuto dell'anno scorso? Allora, come espositori abbiamo 8 espositori in più dell'anno scorso e come novità abbiamo l'Armenia, che saranno presenti qui per la prima volta, e un produttore anche dell'Ungheria, Slovenia, e sarà presente anche il produttore da Israele. Mamma mia, complimenti, non facile tra l'altro questo. Nazioni, diciamo. Assolutamente, tu Vanni, diciamo che non ti fermi mai, tu giri veramente per il mondo per trovare le cantine migliori da poter portare qua e farcele conoscere. Ma noi vogliamo sapere anche un'altra cosa. Abbiamo saputo che recentissimo ti è stato dato un encomio, un premio. Sì. Raccontacelo un po'. Allora, sì, è stato a Milano al Palazzo Mezzanotte in Piazza Fari. L'altro ieri sono stati fatti le Fonti Awards e vari premi, e io sono stato premiato come CEO dell'anno innovazione e leadership per il settore del vino. Beh, diciamo che tu negli ultimi anni, ormai noi ti seguiamo veramente da tanto, hai creato veramente in più luoghi e in più feste queste manifestazioni meravigliose, portando sempre più eccellenza, sempre più qualità. Infatti l'asticella si alza sempre di tantissimo passando da un evento all'altro tuo, e poi noi ti abbiamo seguito ovunque. Infatti oggi siamo qui, poi abbiamo tra 2 settimane abbiamo Bollicine in Villa. Tra 3 settimane. Tra 3 settimane abbiamo Bollicine, quindi sei sempre pieno di lavoro. Ma come fai a stare dietro a tutto? È passione. È passione. È passione. Tanta passione. È tanta passione. Tanta passione. Ci sta, però noi sappiamo che comunque tu sei sempre circondato dalla tua famiglia che ti sostiene, che è presente. Oggi sarà qui? Saranno qui. Oggi sarà qui. Quando mai non sono presenti con te? Perché ricordiamo che lui ha anche una splendida figlia, che voi la vedete sempre, ma mai quando veniamo a fare le tue manifestazioni. Questa è la cosa più divertente, perché la figlia di Vanni è una miss bellissima e anche molto brava. Infatti lei, vediamo il padre per il vino e per tutto quello che sono le sue manifestazioni, la figlia per tutto quello che riguarda le sfilate. Quindi possiamo dire che ormai è una cosa a conduzione familiare, cioè in un modo o nell'altro ci ritroviamo sempre. Certo, assolutamente. Bene, io adesso direi che possiamo addentrarci in questo splendido mondo che hai creato anche qua al Forte Marghera, quindi hai anche un po' risollevato quello che possiamo dire è il forte, perché come si sa, a parte la parte iniziale, qui è abbastanza in uno stato che non fa molte cose, è abbastanza brado. Tu sei riuscito a ottenere questo spazio, magari anche a risollevarlo un pochino, magari far tornare il forte ai suoi bei splendori.
quindi sei stato bravissimo anche su questo. Me lo auguro di dare un piccolo aiuto. Guarda, l'anno scorso hai avuto un sacco di successo, hai avuto anche un sacco di complimenti per quanto riguarda il canale TG di Ferro Team. Su tutti i commenti sei stato molto apprezzato anche per quello che hai fatto appunto per il luogo. Secondo me quest'anno ti andrà ancora meglio. Me lo auguro. Ma assolutamente sì, noi sai che ti facciamo sempre gli in bocca al lupo più vividi e sinceri. Ma adesso, amici di Ferro Team, io accompagnata da Vanni adesso mi voglio addentrare perché voglio proprio scoprire tutto quello che sono le novità. Quindi non vedo veramente l'ora. Amici di Ferro Team, il primo stand. Sono qua con Nicola, il sommelier che appunto è stato adebito al duro e arduo compito di far assaggiare non uno, non due, non tre, ma un sacco di vini da un po' da tutte le parti del mondo. Infatti qua, come potete vedere, ne abbiamo di varie categorie e ora lui ce li va un attimo a dividere per zone. Partiamo da Eccoci. questo? Via. Sì, allora qui siamo in Cile e siamo un 100% Carme Nere del 2023. Abbiamo altre 9 bottiglie sempre diciamo a bacca rossa e andiamo praticamente in tutto il mondo. Andiamo Moldavia, Grecia, Georgia, Sudafrica, Libano, Australia. Poi per finire abbiamo anche dei bianchi, che quindi abbiamo un metodo classico, e poi dei Sauvignon Blanc sempre da tutto il mondo. Quindi questo è diciamo lo stand che abbiamo qua, che teniamo. Questo è lo stand del mondo. Te proprio questo compito arduo ti hanno dovuto dare tutto il mondo, Certo. Non ti bastava una piccola. No, mi bastava Forte Marghera, mi hanno dato Tu hai voluto espanderti. Infatti ero rimasto un attimo colpito perché ho visto qua tutti neri, comunque tutti rossi. Sì. Ho detto madonna, ma mancano i bianchi, invece no. Sono in fresca, giustamente sono in Ci vuole la fresca. temperatura esatta. Esatto, anche perché ricordiamo che il vino, ogni vino ha la sua temperatura, per Certamente. essere degustato Certamente. bisogna poterselo godere al meglio. Sì. Io ti ringrazio tantissimo grazie a voi, per buona giornata. essere stato dei nostri e buon lavoro. Grazie anche a voi. E con Enoem abbiamo non una persona a caso, il boss. Ce lo siamo Grazie per beccati. il boss. Ce lo siamo beccati, giusto. Cosa ci hai portato oggi? Beh, oggi abbiamo tante cose. L'Enoem, sapete, è un'azienda che produce e distribuisce, quindi produce metodo classico e Pinot Nero, quindi metodo classico e Pinot Nero e Pinot Nero rosso, e distribuisce sempre Pinot Nero e Riesling, quindi si può definire un'azienda bivarietale perché lavora con due varietà, il Pinot Nero e il Riesling, due vitigni internazionali di altissimo pregio. E non vi fate mancare niente. E non ci facciamo mancare niente, per cui in questa edizione abbiamo portato il Gotha dello Champagne, tutti base Pinot Nero, quindi dalla Gabriel Pagen alla Le Mer, all'Arnaud, e abbiamo portato ovviamente i Riesling Mosel, quindi Mosella, i grandi Riesling della Mosella. Quindi noi abbiamo la bollicina, abbiamo che è champagne. Abbiamo il fermo Abbiamo il Riesling rigorosamente fermo, che è il Riesling Mosel. e abbiamo il rosé o rosso. No, il rosso non c'è in Non questa l'abbiamo edizione. portato oggi, no. Perché il rosso è Borgogna, però siccome il Borgogna è un prodotto un po' esclusivo, poche bottiglie, quindi Abbiamo deciso di portare un altro tipo di varietà. Certo, portare bottiglie dove c'è anche una possibilità di lavorarle, insomma, con una certa lo facciamo un annuncio piccolino. È Sì. quasi stagione di matrimoni. Se Certo. qualcuno volesse prendersi lo champagne, Beh, il nome ce c'è l'avete. solo la scelta, guarda. Il nome ce l'avete, direi che qua a Andiamo bollicina, dalla champagne, strada. tutto avete solo che la scelta, e poi sapete che prendendo direttamente in azienda è molto più vantaggioso che magari andare dall'ingrossista. Ovviamente sì, e facciamo anche dei matrimoni, quindi non ci sono problemi. Quindi amiche all'ascolto, che io li ho già visti i vostri commenti: Giulia, è quasi stagione di matrimoni, perché non ci ho ancora portato nulla. Certo. Ho iniziato, vengo prima alla festa Bravo. del vino per deliziare i vostri ospiti e poi faremo E poi. tutto il resto. E Giusto. qua con loro abbiamo che solamente, direi che abbiamo portato la chicca per eccellenza, quindi di zona, locale, simpatici, perché poi sono pure simpatici, quindi non ci facciamo mancare nulla. Grazie e buona degustazione, vi aspettiamo poi per provare le nostre bollicine, i nostri Riesling. E a voi auguri per poter finire tutte le bottiglie. Perfetto. Assolutamente. Grazie. Al prossimo stand. Grazie.
Amici di Ferrotin, noi oggi siamo fortunatissimi perché abbiamo trovato anche qua la boss dell'azienda di tartufi Tofani, quindi tu sei qui e tra l'altro sei pure la titolare, la boss di tutto quanto, quindi chi meglio di te può spiegarci questo splendido mondo che non so se vedete che tecche abbiamo qua davanti. Cioè, meraviglioso. Sì, la nostra già è un'azienda che comunque è la quarta generazione, quindi sono più di 100 anni che... Quindi è proprio di una cosa, attività. proprio una passione di Sì, famiglia di che è diventata un'azienda. È un'azienda familiare, sì. In questa stagione abbiamo il tartufo bianchetto, il nero pregiato, quindi noi veniamo da Acqualagna, che diciamo è una delle capitali del tartufo ed è la capitale del tartufo tutto l'anno. Perché quindi voi abbiamo ce l'avete tutte le specie sempre? di tartufo. Ah. Abbiamo il bianchetto adesso, il nero pregiato, poi arriverà il nero estivo, poi l'uncinato che è un altro tipo di nero e il tartufo bianco pregiato a Da ottobre. voi 365 Sì, giorni l'anno c'è il abbiamo tartufo. abbiamo sempre il tartufo fresco. Che meraviglia, che meraviglia. E anche i prodotti sono fatti da noi artigianalmente. Ma infatti ho visto che avete sia il tartufo, volendo da poter vendere già direttamente intero, Sì. o i vostri vari vasetti già pronti e confezionati, Sì. se no ho visto che avete addirittura, per non farci mancare nulla, cioè i preparati già pronti tipo il risotto e la polenta. Ah sì, quelle c'hanno già il tartufo dentro, è solo da cuocere ed è buonissimo. Che comodità, posso dirlo, per noi donne che vero. siamo la sera che non sappiamo mai cosa fare, una Trovare cosa già tutto pronta, è pronto. bellissimo. Però io noto, no, perché io ho l'occhio lungo, ho visto un formaggio e vedo che all'interno ci sono dei pezzettini, non Certo. sarà mica il formaggio al tartufo? Ah, certo, sì, assolutamente. Come potremmo mai farcelo mancare? Certo. Assolutamente. E voi infatti oggi andate anche a vendita, direttamente qua ad oggi. Sì, andiamo a vendita, sì certo, in più dopo è una forma magari Anche per di farsi pubblicità. conoscere, Mhm. sì certo. Assolutamente. Visto che beh. veniamo da un'altra regione magari ecco dai. Ma sì, bisogna sempre espandersi. Ecco una Sì. domanda che il nostro pubblico ci ha sempre fatto quando noi portiamo magari il tartufo. Non abbiamo mai avuto una titolare per poterci far rispondere. Il tartufo lo raccogliamo ancora solo ed esclusivamente con il cane? Solo ed esclusivamente con il cane, anche perché se si va fuori stagione, tipo in genere lo fanno col nero estivo, Mm. se vai troppo presto perché si riesce a vedere, si chiama bruciata sotto gli alberi, in pratica dove è il tartufo, Mhm. alcuni vanno tipo a zappare, quello è proprio come rovinare il tartufo, l'anno Ah. dopo non torneranno più in quel posto. Perché il cane preserva anche Invece la il cane zona. va solo quando è maturo e quindi quando è il momento di toglierlo, quando sente proprio l'odore. Se vai troppo presto che acerbo rovini proprio la raccolta anche per gli anni dopo. Ah, E vedi. non viene più. Ma ci sono delle multe molto salate se si va fuori periodo e senza cane. Ah, quindi è proprio, Sui 12, ci sono 13 proprio... euro di multa, sì. Però quindi è anche perché ricordiamo Sì, che è il tartufo è preservato. abbastanza raro poi da trovare, non è una cosa che ormai la si trova così spesso. Sì, sì. Anche perché l'inquinamento, Soprattutto tutte cose. il clima, i Eh, cambiamenti climatici soprattutto. la gente che sì. abbatte, costruisce, Certo, quello sicuramente certo, influisce. sì, sì. E qua mi viene una domanda che questa è una curiosità mia, quindi quanti cani hai tu per avere tutto questo? Allora, noi abbiamo dei raccoglitori che sono dei ragazzi che vanno con i cani e la sera ce li portano in azienda Che meraviglia. e io ne ho solo 2 però Personali, non è che riuscirei ovvio, assolutamente. ad avere le quantità così. Quindi è proprio un bellissimo lavoro perché ti tieni a Sì. contatto con la natura, con la terra Certo. e devi anche avere il tuo amico a quattro zampe sempre dietro, perché Certo, sennò certo. è un lavoro che va fatto Sì, possiamo sì. definire un lavoro di squadra, È vero. il creare il tutto. Poi noi soprattutto con i cani che ho io porto i gruppi di persone che vogliono vedere com'è la cerca del tartufo e li Meraviglioso. facciamo fare una giornata nei boschi e che vedono come si... Quindi voi si può anche venire a visitare la vostra Certo, struttura, sì, sì. farsi là la giornata, fare Sì, tutto. sì. Che meraviglia, allora io direi che Amici di Ferro Team, per chi vuole farsi un'esperienza diversa, magari uscire anche un po' dal Veneto, sicuramente sono delle esperienze da fare molto belle, molto uniche, anche perché la caccia del tartufo che si può fare io non la sapevo, sapevo che era una Sì, cosa no, molto no, privata per chi No, beh, lo fa. Viene dimostrato, è logico, è un'azienda che Mhm. poi magari c'hai una struttura adatta in una zona proprio Certo. di tartufi che si trovano. Sì, poi voi siete proprio Sì, nel certo, cuore del sì, tartufo, sì, sì. quindi Si più portano- facile di così. Ecco, si porta il gruppo, poi magari si fa una degustazione. Meraviglioso. Amici di Ferro Team, allora non perdetevi assolutamente questa esperienza e noi ci vediamo al prossimo stand. E siamo qui con Fabio, un altro sommelier che è qui appunto al Wine Festival.
E allora, qua vedo un po' di giusto 2 bottigliette. Abbiamo letto che questi sono francesi, giusto? Sì, buongiorno a tutti. Qui siamo in Francia, principalmente nella zona dello Champagne. Abbiamo delle tipologie, a parte queste che sono dell'Alsazia, sempre della Francia, però queste 2 tipologie, Riesling Renano e il Gewürztraminer. Comunque bollicine. Questi sono fermi. Questi fermi. Fermi. La tipica bottiglia alsaziana che vediamo Ok. è proprio tipica. La tipica del fermo. Sì, dal fermo sì, da fermo sì, però non, cioè da intenditori, anche chi non dovesse riconoscere questa bottiglia che è alsaziana, che la fanno con questo collo allungato rispetto a queste che sono le tipiche champagnotte, che allora ecco. Ok, quindi qua andiamo negli champagne. Nella champagne, sì. Allora, a parte i vini fermi, che sono di grande aromaticità e grande caratura, abbiamo questo champagne qui, che si distingue un po' dagli altri, che è fatto di 60% Pinot Nero e 40% Chardonnay. Un bel Per mix. dare caratteristiche un po' invertite, che di solito lo champagne è sempre un 60-70% Chardonnay e il restante di Pinot Nero. Qui abbiamo l'inverso, con caratteristiche un po' diverse. È stata andata hanno ribaltato proprio completamente la situazione. Si fa, non è che sia una cosa unica. È una cosa usata. Usata. E con caratteristiche molto, molto valide. E fa 60 mesi sui lieviti. Cioè questo viene messo in bottiglia, fermentare di suo, rifermenta in bottiglia e sta lì 60 mesi. È vecchietto, non così vecchietto, cioè di più vecchietto, però più invecchia, più migliora. poi voi che dite sempre ma lo champagne è caro, cioè non so se avete sentito, 60 mesi per una bottiglia, ragazzi, direi che è giustificabile poi ogni tanto. No, bisogna tener conto anche il costo, che ci sono i bravi vigneron che intanto vendemmino a mano. Seconda cosa, quando un'annata va male, quell'uva non è all'altezza di quello che loro pretendono, non producono vino. Fanno solo nelle migliori annate. Ecco, quindi non è scontato che ogni anno loro facciano il vino. Non è scontato. E poi comunque il vino di quell'anno verrà venduto gli anni dopo. Sì, allora quel vino di quell'anno, se poi è di scarsa caratura, o non lo fanno proprio come annata, oppure fanno delle cuvée, quando l'anno successivo magari è migliore. Le cuvée sono un assemblaggio di vini assieme. Quindi cioè non si butta via niente quando si può. Sì, quando si può, però quando l'annata proprio va male si salta. Si salta, però è giusto, bisogna anche mantenere una qualità di un prodotto. E teniamo conto anche, oltre alla vendemmia a mano, tutte le caratteristiche particolari, teniamo conto che il 60 mesi prima di avere un introito, e allora sì, un interesse in più deve esserci. Ovvio, assolutamente. Altrimenti non è una vendita subito al dettaglio. Poi di qua abbiamo un'altra azienda, qui siamo nella Gode Bar, sempre questa zona, sempre dello Champagne, nota per i più. Qui abbiamo un rosé che è un 85% di Chardonnay e 15% di Pinot Nero, che allora vediamo già il colore particolare. Sì, ha un colore bellissimo, bisogna dirlo. Questo è un assemblaggio così. E una chicca di questa azienda è questo, che ha 84 mesi allora sui lieviti, che è un 60% Chardonnay, Pinot Nero, 20% Chardonnay e 20% Pinot Meunier. Quindi qua abbiamo invece tre tipologie in un'unica bottiglia. Fanno vinificare tutte e tre assieme e fanno questo assemblaggio. E 84 mesi. 84 mesi sui lieviti. Dosaggio tanto. zero, non ha zuccheri, proprio puro com'è. Qui assaggiamo proprio la caratteristica del terreno. Deve essere una cosa fenomenale. Sì, chi se ne intende capisce che questo è un vino particolare. Assolutamente, poi vabbè, sappiamo che la Francia per lo champagne. La Francia, noi siamo un po'... abbiamo un po' il dito. Noi andiamo forte a prosecco. Andiamo forte. I francesi hanno cominciato già nel 1800 a fare vini e hanno molta più esperienza di noi, hanno le caratteristiche, però noi ci difendiamo molto bene. Come da italiani possiamo dire che competiamo a livello mondiale sia nella produzione che nella qualità. Diciamo che noi abbiamo magari la fortuna che questa nostra culla del Mediterraneo riesce a ospitare molto bene magari tante aziende. Sì, infatti noi abbiamo anche il clima diverso, qui è un clima più freddo, infatti il Gewürztraminer dà le migliori caratteristiche in quelle zone, nell'Alsazia, nel nord d'Europa, però noi abbiamo altri vini che abbiamo la possibilità di avere una scelta
Ampissima. ampia, cioè dalla Sicilia al Trentino, con caratteristiche diverse e vini particolari, insomma. Sì, diciamo che abbiamo anche noi un po' tutto, ma direi che dovete assolutamente assaggiare questa parte di Francia, è obbligatorio. È obbligatorio, Anche sì. perché sì, c'è sì. Fabio che è simpaticissimo, quindi non potete non venire a fare una bevuta e una Grazie, chiacchierata con lui. grazie. Noi siamo qui con una super novità, l'Armenia, infatti siamo qua con questa splendida ragazza che adesso ci va a raccontare la sua azienda di famiglia. Prego. Grazie mille Giulia, io sono Ani, vengo d'Armenia, questi sono i vini che fa il nostro padre, Barujan. Sono molto felice per essere qua. Mi scusa le parole, non mi ricordo tutte le parole, ma sono molto felice di essere qua perché so che la gente più o meno non sa di Armenia e non ha provato i nostri vini, i nostri uve, the grapes, non Yes. sono familiare per tutti, quindi forse Portiamo una novità, qualcosa sì. di nuovo. non per noi ma per voi sì, veramente. Assolutamente, anche perché appunto come diceva lei non è che è così tanto conosciuto, quindi secondo me da oggi anche il fatto che saranno le insegnanti di una masterclass dopo nel pomeriggio, che tra l'altro è stata tutta esaurita, cioè i posti sono finiti, un sacco di persone si sono aggregate, andranno proprio a far conoscere ancora meglio tutti i loro vini, tutta la loro cultura. Poi è stupendo che sia una cosa a conduzione familiare, cioè è una cosa veramente meravigliosa. Io ti ringrazio per aver mille. parlato con noi e vi auguriamo un grandissimo successo. Grazie mille, voglio anche dire che voi puoi provare i nostri vini, potete trovare sul nostro website e fra 2 o 3 giorni può arrivare anche in Italia. Ah, quindi tra sì. un paio di giorni spedirete anche qua. Quindi amici all'ascolto, se volete provarlo ovviamente e non siete magari riusciti a venire qui, sappiate che tra pochissimo potrete farvelo arrivare comodamente a casa. Cioè, Si chiama vanardi.com. un bacio e alla prossima. Amici di GD Ferro Team, il nostro reportage è ufficialmente finito. Possiamo dire che anche questa edizione è stata un vero e proprio successo, infatti sono già arrivate un sacco di persone. Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, abbiamo intervistato le ultime novità e ci vediamo sicuramente alla prossima edizione e sicuramente negli altri eventi di Vanni. Un bacio e alla prossima!